Martedì 17 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo subito con le notizie, fra poco andremo anche da Marco Carli per leggere insieme i quotidiani regionali, ma intanto c'è la cronaca, andiamo a Messina, mamma e figlia giù dal balcone, la bimba di appena 3 mesi è morta poi in ospedale, i soccorsi sono stati inutili, sono davvero gravissime invece le condizioni della madre, l'ipotesi che la donna soffrisse di depressione post-partum. Aveva appena 3 mesi e volata giù insieme alla madre da un balcone al primo piano di questo complesso di Santa Lucia sopra Contesse, quartiere della zona sud di Messina, e per lei le ferite sono state talmente gravi che non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere intorno alle 17 nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove era stata trasportata insieme alla madre, una 41enne, anche lei in gravi condizioni. Un dramma che si è consumato nella tarda mattinata. A dare l'allarme un vicino di casa che ha sentito il tonfo dei 2 corpi appena arrivati a terra. Immediati soccorsi del 118, le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. Il padre, un 45enne che lavora in un'azienda di cancelli elettrici nella zona industriale di Larderia, è arrivato dopo pochi minuti. Sul posto agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Si sta valutando se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto volontario. Secondo le prime notizie raccolte dalle forze dell'ordine sembra che la coppia non avesse particolari problemi e prende sempre più corpo l'ipotesi che la donna forse soffrisse di depressione postpartum. Cominciamo la lettura dei quotidiani proprio da questa altra drammatica storia che è un po' simile a quella avvenuta qualche mese fa in provincia di Catania. In quel caso fu soltanto la bambina ad essere lanciata dal balcone. Marco. Esattamente, storie simili, storie tragiche, storie che aprono anche degli interrogativi. Andiamo subito sulla Gazzetta del Sud per vedere il titolo principale sulla prima pagina dedicato a questa notizia. Madre e figlia giù dal balcone, muore la piccola, Elisa aveva solo 3 mesi. La 41enne che sembra soffrisse di depressione è salita al primo piano sul ballatoio condominiale, da lì è precipitata al suolo, la donna è in gravi condizioni al Policlinico. Se andiamo nelle pagine interne sempre della Gazzetta del Sud, andiamo a trovare quella che è la descrizione che fanno i vicini della famiglia. Una famiglia semplice e stimata da tutti, che da alcuni anni si era trasferita nell'appartamento al pian terreno del complesso residenziale nella salita di Santa Lucia sopra Contesse. Poi quello che abbiamo sentito anche nel servizio di Francesco Triolo, quello che hanno provato i vicini di casa, profondamente scossi, quelli che hanno per primi chiamato i soccorsi. Abbiamo sentito un tonfo, credevamo fosse un malore. Dicevamo poi degli interrogativi, l'abbiamo sentito anche nel servizio poco fa, l'interrogativo che si apre e che apre anche la Sicilia con questo articolo: l'abbraccio mortale durante il volo, Elisa altra vittima del postpartum. Questo è il punto interrogativo. 40enne si lancia dal primo piano uccidendo la neonata, la madre è fuori pericolo. Angelo. Adesso ci occupiamo di un'altra storia che arriva sempre da Messina e torniamo ad occuparci del femminicidio di Sara Campanella, un femminicidio progettato, secondo la Procura di Messina, da Stefano Argentino già dal 2024. Nella richiesta di giudizio immediato è stata inserita l'aggravante della premeditazione. È stata fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio a Messina di Sara Campanella. La procura contesta le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione. E sta proprio qui la novità più clamorosa dell'inchiesta sul femminicidio della giovane studentessa universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. Nelle ultime righe del capo di imputazione per il 27enne ignoto c'è scritto: avendo l'Argentino maturato il proposito omicidiario sin dall'ottobre 2024, la procura di Messina, diretta da Antonio D'Amato, ritiene di aver raccolto un quadro probatorio talmente solido e avvalorato dalle prove
che ha chiesto il giudizio immediato saltando l'udienza preliminare e andando direttamente a processo con l'aggravante della premeditazione insieme ai motivi abietti e futili e alla crudeltà. È probabile quindi che nel corso delle indagini seguite dal procuratore aggiunto Marco Colamonici e dalla sostituta Alice Pariarò, i carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono abbiano estrapolato dai telefoni cellulari e soprattutto dai computer sequestrati ad Argentino tra Messina e Noto dei dati dai quali sono emersi elementi inequivocabili del progetto che il giovane covava da tempo, con tracce che i magistrati hanno reputato siano talmente gravi da inserire l'aggravante della premeditazione. L'avvocato Giuseppe Cultrera, che difende Argentino, attende intanto di visionare gli atti in possesso della procura, fermo restando la decisione di richiedere la perizia psichiatrica. Torniamo di nuovo ai quotidiani, torniamo da Marco Carli. E torniamo a leggere quelli che sono i quotidiani, le pagine dei quotidiani. Anche in questo caso la notizia tiene banco ovviamente su tutti i quotidiani regionali. Abbiamo scelto la pagina intera della Sicilia per farvi vedere questo titolo che ritroviamo sull'argomento: per il femminicidio Campanella, Argentino a giudizio immediato, il 10 settembre la prima udienza. Se poi andiamo sulla Gazzetta del Sud troviamo un articolo ulteriormente approfondito, sempre nelle pagine interne, con questo titolo: Argentino progettava di uccidere Sara, ci sono tracce sin dall'ottobre 2024. Allora, andando a leggere un po' all'interno, come, perché, si legge evidentemente dalla estrapolazione dei dati dei telefoni cellulari, soprattutto dai computer sequestrati ad Argentino tra Messina e Noto alla fine della sua fuga di quel giorno, quando alle 11 di sera fu catturato in un bed and breakfast di famiglia a Noto, dove si era nascosto con l'aiuto della madre. Per i magistrati messinesi sono emersi elementi inequivocabili del progetto di morte che il giovane evidentemente covava da tempo. E adesso ci occupiamo di un altro femminicidio avvenuto nel 2023 a Pantelleria. Un uomo che all'epoca uccise la compagna dandole fuoco è stato condannato all'ergastolo. Vediamo il servizio. Uccise a Pantelleria Anna Elisa Fontana, la donna con la quale conviveva da 2 anni, in un modo orribile, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Per lei anni di vessazioni, minacce, botte, finiti nel peggiore dei modi. La Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Onofrio Nini Bronzolino, 54 anni, in carcere dal 22 settembre 2023, con l'accusa di aver ucciso a Pantelleria la compagna 50enne. La donna morì dopo 3 giorni di agonia e sofferenze indicibili per le gravissime ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. L'operaio edile palermitano avrebbe iniziato a inveire contro la donna nei pressi di un bar, poi, arrivato a casa, ha preso una tanica di benzina che teneva in magazzino e le ha dato fuoco. La donna ha tentato di spegnere le fiamme facendosi una doccia, ma le gravissime lesioni non le hanno lasciato scampo. Le indagini dei carabinieri fecero emergere, secondo la procura di Marsala, che l'uomo avrebbe agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto, a causa di una esagerata e ingiustificata gelosia. Denunce, condanne e norme di legge continuano però a non fermare i violenti. L'ultimo episodio a Messina, dove un uomo di 66 anni è stato arrestato e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per aver aggredito con calci e pugni l'ex compagna, procurandole un trauma cranico. Furia scatenata alla fine di un incontro che doveva essere chiarificatore, in cui la donna gli ribadiva la volontà di voler troncare definitivamente la relazione. Una mattinata terribile da questo punto di vista sul fronte dei femminicidi, sulle violenze nei confronti delle donne. Una mattinata, un periodo storico, diciamo, Angelo, sotto questo punto di vista. Ritorniamo sulla Sicilia per vedere l'articolo dedicato a questa notizia che ritroviamo vicina appunto all'articolo che abbiamo letto poco fa sul femminicidio Campanella. Ci spostiamo appunto a Pantelleria, come abbiamo sentito dal servizio. Uccise la compagna nel 2023 dandole fuoco con la benzina, ergastolo confermato in appello. Specifichiamo ancora, si dice, si scrive, le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere, secondo la procura di Marsala, che l'uomo avrebbe agito con premeditazione avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto. La spiegazione è sempre la stessa e spesso la stessa, in questo caso è ancora esagerata e ingiustificata gelosia.
E adesso una buona notizia per come è andata a finire questa vicenda, per l'esito certamente positivo, un uomo disperso in mare per oltre 20 ore, siamo nel Ragusano, ha raggiunto, pensate, la riva e poi è riuscito a chiamare casa, si è fatto trascinare dalle correnti. In questo servizio vi raccontiamo l'incredibile storia a lieto fine di Federico Ottaviano. Praticamente è arrivato con le sue gambe da lì, non ti dava l'impressione di uno che ha passato 20 ore in acqua. È accomodato, i nostri ragazzi gli hanno prima di tutto offerto dell'acqua, abbiamo fatto chiamare la famiglia e poi abbiamo chiamato il pronto soccorso. È miracolosamente vivo Federico Ottaviano, l'uomo dato per disperso domenica pomeriggio nel mare di Cava d'Aliga. Il ragusano 67enne, medico veterinario ed esperto velista, ha resistito in acqua 20 ore, acqua fortunatamente non fredda, che ha scongiurato l'ipotermia. Effettivamente sta bene, parla, scherza e ha anche raccontato un po' quello che è successo. Si è tuffato, la corrente sembra che l'abbia portato lontano dalla barca, era con la sua barca con degli ospiti. E niente, poi non si è fatto evidentemente prendere dal panico e ha fatto il morto e si è fatto trascinare dalla corrente. A quanto pare stamattina è arrivato in spiaggia e è riuscito a rimanere calmo e a non farsi prendere appunto dal panico. Da lui ha visto qualche elicottero che passava, forse da lontano anche qualche motovedetta, però non sono riusciti ad individuarlo evidentemente. Increduli e felici parenti e amici. L'uomo, come da racconto, si è lasciato trasportare dalla corrente. Una volta vista la spiaggia, ha nuotato verso la riva di Punta Regileone, a Marina di Modica, dove è stato soccorso dal 118 e trasportato al vicino ospedale modicano. Sta bene ed è solo frastornato. E allora leggiamo una buona notizia, il lieto fine. Eh sì, è strano perché appunto si dice no, tutto è bene quel che finisce bene, Angelo, anche se noi siamo abituati poi a raccontare le storie che, come abbiamo visto nei primi servizi di questo Buongiorno Sicilia, finiscono purtroppo male. In questo caso non è così. Disperso in mare, andiamo sulla Sicilia, nuota per 20 ore, raggiunge la riva e chiama casa. Ciao, sto bene. A Marina di Modica l'incredibile storia, per fortuna, a lieto fine, di un veterinario 68enne, velista esperto, e proprio questa esperienza probabilmente gli ha consentito di salvarsi la vita, perché si è lasciato trasportare dalle correnti per poi riuscire praticamente a salvarsi. Andiamo, Angelo, a vedere invece le prime pagine, quelle che non abbiamo visto fino ad ora, partendo dalla Sicilia di Catania. Come al solito ci sono dei titoli legati alle vicende internazionali che poi ritroveremo sulle pagine dei quotidiani nazionali. Israele punta Khamenei, stiamo parlando della guerra fra Israele e Iran, la guida suprema nel mirino bombarda la TV di Stato iraniana, no a Putin mediatore, ma Trump si dissocia. Andremo più nel merito nella parte dedicata alla rassegna nazionale. Ma a proposito di nazionale, oggi ci sono gli esami al via alla maturità per 524.415 studenti nel territorio appunto nazionale. Arriva la circolare del Ministero, stop agli smartphone alle superiori. Questa è un'altra notizia. Noi genitori che combattiamo spesso con l'utilizzo degli smartphone da parte dei ragazzi, arriva questa notizia. Però diciamo che la notte è quella che viene, sarà una notte più difficile perché ci si prepara poi ad affrontare non ci sono dubbi. Tutti l'abbiamo affrontata e tutti sappiamo che cosa vuol dire. Andiamo invece adesso a vedere sul Giornale di Sicilia, perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda invece lo scandalo, l'ultimo scandalo, diciamo così, della sanità in Sicilia. Ho pagato la tangente. Sanità prime ammissioni. L'imprenditore Umberto Maggio, tra i 14 indagati dell'inchiesta della Guardia di Finanza, ha confessato al GIP di avere consegnato a Ninni Sciacchitano, il commercialista, ne abbiamo parlato tanto anche nei nostri telegiornali, 10.000 euro in contanti. In cambio avrebbe ricevuto documenti riservati su una gara dal civico. Se andiamo
troviamo nella pagina interna della Gazzetta del Sud, troviamo ulteriori dettagli. La notizia, ripeto, è questa: il pagamento fatto da un imprenditore. La confessione, l'inchiesta della Finanza che ha ricostruito la rete di rapporti tra gli indagati attraverso conversazioni intercettate. Umberto Maggio che confessa al GIP di avere versato appunto una tangente di 10.000 euro. In un colloquio intercettato il 7 ottobre 2021 nello studio di Sciacchitano emergono dettagli inquietanti. Si parla appunto di questa somma di 10.000 euro da versare per ottenere il disciplinare, documento fondamentale per orientare appunto l'offerta tecnica e turbare, se così si può dire, anzi l'asta che poi porta la gara, che poi porta all'assegnazione. Sulla Gazzetta del Sud invece, come sappiamo, Gazzetta del Sud utilizza un diverso cliché rispetto al Giornale di Sicilia, nel senso che mette in apertura le notizie di piano nazionale e internazionale, e per cui il titolo sono le parole di Netanyahu. Anche in questo caso ci ritorneremo nella rassegna stampa dedicata ai quotidiani nazionali con queste parole: la vittoria è più vicina, il numero 1 di Tel Aviv, dominiamo i cieli iraniani, con l'eliminazione di Khamenei il conflitto finirebbe. Questo è l'obiettivo, eliminare l'ayatollah dell'Iran. Intanto c'è il G7 anche in Canada. Anche in questo caso ritorniamo poi, come abbiamo visto, sulla cronaca regionale in taglio basso, con la notizia della madre e della figlia giù dal balcone con la morte purtroppo della piccola. Dicevamo degli esami di maturità. Gli esami di maturità, ne abbiamo parlato poco fa, della grande emozione ovviamente che si prova in questa nella nottata particolare che si vive prima di affrontare la prima prova. È l'apertura da parte di Repubblica Palermo. Maturità, 44.000 pronti agli esami, ma le commissioni vanno ultimate. Domani è in programma la prima prova scritta, sono oltre 1.200 i candidati esterni, e poi c'è un suggerimento: cari genitori, meglio restare un passo indietro, certe volte è una profonda verità. Anche in questo caso ci sono gli approfondimenti che troviamo sempre nelle pagine di Repubblica, che svelano ancora di più i numeri e la possibilità appunto di affrontare questa prova per questi ragazzi. 44.000, vediamo appunto sulle pagine di Repubblica Palermo, una corsa contro il tempo però per definire il puzzle e coprire i posti lasciati liberi dai commissari assenti. Oltre 30 i gradi previsti. Questo è un fattore ovviamente soprattutto per la prima prova, che è quella più lunga. Chiaramente il caldo può influire. Anche se dobbiamo dire che in queste ore, in questi giorni, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature. Tu che sei un esperto ci puoi... Ma durerà poco. Durerà pochissimo. Come si chiama la goccia, no? Mi sembra una goccia fredda. Esattamente, una piccola goccia fredda che... porterà un po' di tempo perturbato, esatto, instabile, forse qualche leggera pioggia. Però speriamo che i ragazzi quantomeno ne abbiano un giovamento, esattamente, un giovamento durante lo svolgimento della prima prova. Ritorniamo invece su un'altra notizia, quella della cardiochirurgia di Taormina. Ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali in questi giorni. La deroga che scade il 31 di luglio, la Regione al lavoro per prolungarla. Il 31 luglio scadrà la proroga annuale concordata dai governi regionale e nazionale. Stiamo trattando, dice Faraoni, si vede anche la foto, quello che vi abbiamo mostrato nei nostri telegiornali, di questo sit-in da parte dei genitori davanti all'ospedale. Vi facciamo vedere poi, andando sulle pagine di Catania, invece, per chiudere questa prima parte della nostra rassegna, due notizie. Una legata al pass invalidi, ora basta favori, e questa è una... malvezzo, diciamo, che spesso succede. Peruga, che è il capo della polizia municipale, la sottoscrizione non può più essere delegata e d'ora in avanti le regole devono essere applicate. Passi invalidi senza firma, utilizzati senza la presenza in macchina del titolare del contrassegno, e ancora contrassegni non restituiti alla polizia locale a seguito del cambio di residenza o del decesso del disabile titolare. Questo semplicemente per sfruttare
appunto i parcheggi e non andare sui parcheggi a pagamento. A proposito di parcheggi, questa è l'altra notizia che vi leggevamo, anche in questo caso Antena Sicilia si è occupata diffusamente di questa questione, e soprattutto dopo l'omicidio di Ognina. Posteggiatori abusivi, nuovo giro di vite. Controlli, 2 catanesi sorpresi a esercitare l'attività al viale Ruggero di Lauria e denunciati perché recidivi. Altri 2 neofiti beccati nei pressi della Villa Bellini e sanzionati. Angelo. Grazie Marco, da te fra non molto per vedere invece le pagine dei quotidiani nazionali con le notizie che arrivano certamente dal Medio Oriente, magari aggiorneremo poi quello che succede dalle agenzie in tempo reale. Ma intanto, come ogni mattina, è il momento di dare un occhio alla viabilità in Sicilia. Qual è la situazione? Lo chiediamo stamattina al dottore Giuseppe Cammarata, in collegamento con noi da Enna. Buongiorno, cosa ci può dire sul traffico nella nostra regione, nella Sicilia orientale? Il compartimento della Postrada è proprio quello della Sicilia orientale. Buongiorno, ritrovati al consueto appuntamento. Allora, la situazione che abbiamo stamattina è abbastanza tranquilla, non si registrano particolari criticità, se non quelle purtroppo sempre presenti. Ci riferiamo ai caselli di San Gregorio, dove in uscita in direzione Catania si segnalano code e rallentamenti per traffico intenso. Code e rallentamenti che abbiamo pure sulla tangenziale di Catania e sulla diramazione sempre in direzione Siracusa e in direzione Catania Centro. Andiamo a vedere quali sono le situazioni di particolare criticità nelle altre autostrade. Sulla A20, sulla Messina-Palermo, fino a sabato prossimo, sabato 21, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le ore 6, segnaliamo la chiusura al traffico veicolare compreso tra gli svincoli e Brolo, questo in direzione Palermo. È stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Patti, con rientro allo svincolo di Brolo per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo. Per quanto riguarda l'autostrada A18, la Catania-Siracusa-Modica, segnaliamo sempre nel tratto tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Sulla 19 segnaliamo la presenza di diversi cantieri stradali, quindi prestate particolare attenzione nel percorrere questo tratto autostradale. Per quanto riguarda infine la strada statale, sulla 121, la Catania-Paternò, si segnalano sempre code e rallentamenti per traffico intenso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Per il resto non abbiamo un altro da aggiungere, se non ricordarvi sempre di utilizzare la massima prudenza, evitare qualsiasi tipo di distrazione e fate buon viaggio. Grazie al commissario Giuseppe Cammarata, stamattina collegato con noi da Enna per il compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale. L'appuntamento come sempre a domani. Adesso uno sguardo alla viabilità sulla città di Catania. Le immagini che vedete si riferiscono a via Vincenzo Giuffrida. Il traffico è piuttosto sostenuto ma regolare, considerato che in questo momento le auto sono comunque ferme ai semafori. Da via Vincenzo Giuffrida ci spostiamo sulla circonvallazione di Catania, dove in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, ci sembra di poter dire che la situazione questa mattina è abbastanza fluida, scorrevole. E poi ancora, come sempre, da qualche giorno a questa parte vi regaliamo anche una splendida immagine, se riusciamo ovviamente a vederla l'Etna, perché c'è un po' di copertura nuvolosa, però il cielo è abbastanza, ci consente di vedere anche quelli che sono i crateri sommitali del vulcano. Bene, adesso torniamo in studio solo per un breve passaggio, facciamo una breve sosta e poi riprenderemo la nostra trasmissione con la lettura dei quotidiani nazionali insieme a Marco Carli.
Eccoci di nuovo insieme in studio, adesso andiamo ai quotidiani nazionali. Marco, il tema predominante è il conflitto in questo momento tra Israele e l'Iran. Esattamente, il tema predominante ormai negli ultimi giorni, da quando c'è stato il primo attacco di Israele nei confronti di Teheran e la risposta dell'Iran. Siamo arrivati a un punto in cui Netanyahu è convinto di aver vinto, sembra che l'Iran voglia avviare delle trattative, se ne è discusso anche all'interno del G7, ma Trump ha posto il veto. Questo per riassumere un po' la situazione all'interno del G7. Si è parlato anche della situazione in Ucraina e quella dei dazi con l'Europa che è in trattativa con gli Stati Uniti per diminuirli. Ma andiamo sul Corriere della Sera, perché come sempre ovviamente queste sono le notizie fino alla serata di ieri, ma sappiamo benissimo che le bombe, i razzi sono caduti, Angelo, anche durante la notte. Anche da poco, perché l'agenzia ANSA rilancia forti esplosioni nel centro di Tel Aviv, una notizia di pochi minuti fa. Un missile ha colpito proprio vicino a Tel Aviv, mentre invece adesso notizie di esplosioni anche a Gerusalemme, secondo quanto si apprende. L'esercito intanto israeliano avrebbe annunciato che ai cittadini che adesso è possibile lasciare i rifugi antiaerei dopo l'attacco missilistico iraniano che ha colpito almeno un bersaglio vicino a Tel Aviv. Questi sono gli aggiornamenti degli ultimi minuti. Un'escalation costante, quella che appunto si tentava di evitare fino a qualche tempo fa, si prova magari ad evitare anche attraverso il G7. Ritorniamo appunto sul Corriere della Sera per fare vedere raid e morti. L'Iran vuole trattare quello che vi dicevamo in precedenza, colpita la TV di Stato nella capitale. Il G7 chiede la de-escalation, il contrario di quello che sta succedendo, ma Trump frena e rilancia, Teheran va evacuata. Voci su un salvacondotto che porterebbe Khamenei in Russia. Fra parentesi, Trump ha richiesto al G7 di ritornare a essere G8, cioè tramite la Russia nuovamente all'interno. Vi dicevo dei dazi, troviamo anche in questo caso il titolo: l'Europa che apre a un accordo sul 10%, la ricerca di un patto con gli Stati Uniti, quello che un po' è stato trovato fra Stati Uniti e Cina. Si parlava appunto della data di luglio per arrivare a questo accordo e in effetti siamo vicini a questa possibilità. Per ricapitolare un po' la situazione andiamo a vedere anche qualche sito, come ad esempio il Corriere della Sera, Corriere della Sera.it. Trump abbandona il G7 in anticipo, tutti dovrebbero evacuare Teheran e convoca il vertice per la sicurezza nazionale. Questa è l'altra notizia della notte. Nella Situation Room l'ultimatum: diplomazia o qualcosa succederà. Questo è quello che arriva dagli Stati Uniti, sempre presenti nel momento in cui si deve definire qualche equilibrio a livello mondiale. Che cosa succede fra i due fronti? Netanyahu, lo vediamo ancora attraverso le pagine dei quotidiani, parla di vittoria vicina, missili sulla TV degli Ayatollah, si vede proprio il momento in cui questi missili, dopo aver colpito la TV, aprono a questa grande, immensa colonna di fumo. E poi invece la situazione in Iran, con Khamenei, i suoi vice e le famiglie, voci di un corridoio verso Mosca, gli Ayatollah chiusi nei bunker da Teheran, video di fughe dai centri di detenzione. Ricordiamo che per quanto riguarda Khamenei, Netanyahu ha detto che questa guerra si potrebbe fermare solo nel momento in cui si arriverà alla morte dell'Ayatollah. Ti aggiungo sulle notizie dell'ultima ora, perché l'aeronautica militare israeliana ha effettuato diversi attacchi su vasta scala adesso nell'Iran occidentale, quindi preso di mira l'Iran occidentale, colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili. E infatti e poi quello è sempre l'obiettivo, anche perché il timore che si ha è sempre quello dell'utilizzo del nucleare da parte dell'Iran, è quello che si vuole scongiurare. Intanto vi dicevamo delle parole di Netanyahu per ciò che concerne Khamenei, le ritroviamo su Repubblica, il titolo proprio di Repubblica: uccidere Khamenei, Netanyahu abbiamo il controllo dei cieli, senza l'Ayatollah la guerra finisce, Teheran sotto attacco, colpita la TV di
di Stato, l'Iran pronto a trattare di nuovo sul nucleare. Questo è un dato chiaramente importante ed è il motivo fondamentale dell'attacco. Che cosa troviamo poi inoltre sulle varie pagine dei quotidiani? La situazione legata ad esempio a ciò che è successo ieri, perché l'attacco è andato in diretta TV, visto che appunto è stata attaccata la TV degli Ayatollah, la TV dell'Iran. E il titolo che troviamo sul Giorno è questo: una strage in diretta. Sono dei fermo immagine, è il momento proprio dell'attacco. Questa è una giornalista, questa che vedete sulla destra, che stava conducendo, stava facendo il suo lavoro, e a un certo punto è arrivata la bomba e si è dovuta fermare, cadono macerie e lei scappa. Il bilancio dei raid israeliani di diversi morti. Per Teheran l'attacco è un crimine di guerra. Questa notizia legata a ciò che è successo nella TV la ritroviamo su vari quotidiani, che poi riassumono in diverso modo quello che sta succedendo in Iran. Ad esempio sul Manifesto troviamo questo titolo: bombe in libertà. Israele affonda i colpi in Iran, centinaia di morti, è centrata la TV di Stato. Reagiremo, dice Teheran, con Netanyahu che annuncia che l'obiettivo è appunto la guida suprema. Khamenei ottiene il via libera dell'Occidente, dice il Manifesto. Al G7 appunto Trump poi blocca l'invito alla diplomazia, spazio solo alla guerra. Il Dubbio invece va con un titolo più legato semplicemente alla notizia. Israele adesso parla di vittoria finale, Khamenei nel mirino, ma i Pasdaran promettono una ritorsione nei confronti di Netanyahu. Si prepari all'inferno, questo si legge sul Dubbio. Ma chiaramente ci sono poi le situazioni diplomatiche che vengono portate avanti in questo momento al G7 che si sta tenendo in Canada. L'Europa chiaramente spinge per arrivare ad una pace, stessa situazione anche in Ucraina, ma come abbiamo visto anche dai siti, Trump fa le bizze, frena tutto, e di questo si parla già su vari quotidiani, come ad esempio ritrovando appunto Il Giorno con la guerra, con Trump che frena il G7. Niente firma. Entri Putin, quello che vi dicevamo, il presidente degli Stati Uniti che spiazza l'Europa su Iran e Israele, attacca, errore cacciare Mosca dal G8. Si chiama G7 appunto perché non c'è più la Russia. In realtà poi il documento è stato firmato. Esattamente, poi il documento appunto è stato firmato, però sono state rimodulate le parole. Ricordiamoci anche le discussioni in atto negli ultimi giorni, no? fra Putin e Trump, con Trump che accusa Putin fondamentalmente di essere un pazzo per l'attacco verso l'Ucraina. E sulla notizia l'interpretazione è questa: Netanyahu e Trump in combutta al G7, gli USA remano contro la de-escalation tra Israele e Iran. Questo è la situazione legata appunto alle trattative che vengono evocate anche dalla stampa. Tregua in Iran, Trump che dice no, il presidente americano errore cacciare la Russia dal G8, Netanyahu dominiamo i cieli, pace vicina. Stesso discorso che leggiamo sulla Verità, che però va ad interrogarsi anche su quello che può essere il futuro. Quanto può resistere l'Iran e che cosa rischia Israele? Priva di difese aeree, senza neppure l'appoggio della Cina, il paese degli Ayatollah non può sostenere a lungo il conflitto e cerca contatti per una tregua. Intanto però c'è il pericolo che usi armi chimiche a Tel Aviv e Haifa, questo leggiamo. Ma c'è anche un altro punto di vista che arriva ad esempio dal Fatto Quotidiano, che si concentra sull'Unione Europea. E che cosa scrive? Ma che Israele, l'Unione Europea vota sui cani e i gatti, i complici divisi su tutto, ma Londra e Parigi armano Bibi. Le vere priorità, Tel Aviv non si tocca, meglio gli animali domestici e l'addio totale al gas russo. Angelo. Grazie allora Marco, ci fermiamo qui almeno per il momento alla lettura dei quotidiani, ci ritroveremo con te più avanti, una breve sosta per guardare
le previsioni meteo e poi parleremo di sbarchi, andremo a Lampedusa e incontreremo la Croce Rossa Italiana. Tutto questo fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì transiterà una perturbazione che coinvolgerà in mattinata l'Emilia Romagna e nelle ore successive le aree interne del centro-sud con locali sconfinamenti verso il versante adriatico. Sulla Sicilia l'alta pressione sarà dominante e protagonista, regalerà infatti un martedì stabile e ampiamente assolato con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Temperature massime diurne che specialmente nelle aree interne arriveranno a toccare i 34-35 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, inizialmente prevarrà il sole su tutta l'isola, poi guardate più nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni a carattere sparso a tratti sul versante tirrenico e nelle aree interne con clima più asciutto poi in serata. Temperature massime diurne che saranno in lieve calo, caldo sì, ma si tratterà comunque di un caldo sopportabile. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme, come anticipato parliamo di sbarchi, siamo adesso a Lampedusa, in collegamento con noi questa mattina c'è Cristina Palma che è il vice direttore dell'hotspot di Lampedusa. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, nelle ultime ore ci sono stati tanti sbarchi, non è una novità, 14 complessivamente, mi dia conferma, 665 i migranti, gli sbarchi sono avvenuti nelle ultime 24 ore e la ripresa delle traversate, in particolare dalla Tunisia anche, è cominciata ed è durata, è andata avanti sino alla tarda serata di ieri. Qual è la situazione in questo momento intanto? Sì, in questo momento abbiamo in 550 persone e abbiamo già registrato il primo sbarco di oggi e ne abbiamo altri in arrivo al Molo Favaloro. Contemporaneamente però stiamo effettuando un trasferimento di 280 persone migranti che prenderanno il traghetto questa mattina in direzione Porto Empedocle. Diciamo che c'è una ripresa importante degli sbarchi in considerazione anche certamente della bella stagione, perché con la bella stagione, con le condizioni meteo marine favorevole, c'è un incremento fortissimo degli sbarchi. E il dato comunque che adesso io riporto non è riferito soltanto diciamo, all'ultimo mese, ma dall'inizio dell'anno si registra comunque in ogni caso un incremento del 25% di arrivi. Sì, abbiamo registrato questo incremento, tuttavia tutte le procedure vengono svolte con regolarità, con le persone insomma, della nostra equipe, per cui la situazione è sotto controllo. Questo è un trend comunque che è destinato con ogni probabilità a rimanere stabile, probabilmente anche a crescere, in considerazione, come dicevo, anche della bella stagione. E in questa situazione così complicata, così difficile, è sempre più importante il ruolo di volontarie, di volontari, di Croce Rossa, insomma delle associazioni umanitarie che operano per non solo il salvataggio, ma anche per l'accoglienza di queste persone che arrivano da posti dove è impossibile vivere, fuggono dalla guerra e non solo, dalla fame, da tanto altro. Sì, assolutamente. Il momento dell'accoglienza è un momento delicatissimo, in quanto gli ospiti sono chiaramente molto provati dal viaggio, quindi la prima cosa che diciamo è che sono sicuro, li accogliamo, gli diamo da bere, gli diamo cibo e questo consente loro di riprendersi fisicamente anche molto velocemente. Le volevo chiedere, diciamo, da quasi 2 anni, in 2 anni, e vorrei tornare adesso ai numeri per un attimo, l'hotspot di Contrada Imbriacola, che viene gestito per l'appunto da Croce Rossa Italiana, ha accolto grosso modo circa, diciamo così, 150.000 migranti, la maggior parte di questi adulti, ma c'è un dato che fa riflettere. Accanto agli adulti, che sono tantissimi, uomini adulti, ci sono tantissimi minori.
Sì, è vero, ci sono moltissimi minori stranieri non accompagnati, prossimi alla maggiore età, comunque i minori stranieri non accompagnati, il trend si mantiene stabile, quindi tra il 10 e il 14% di minori stranieri non accompagnati, glielo confermo. È proprio questo il tema, i minori stranieri non accompagnati poi seguono un percorso assai più delicato rispetto a quello che viene seguito dagli adulti. Certo, i minori stranieri non accompagnati sono comunque dei soggetti vulnerabili e hanno delle tutele che gli garantisce la legge italiana, che vengono chiaramente applicate e di conseguenza vengono comunque assistiti nel loro percorso migratorio fino alla maggiore età. Molto spesso noi la cronaca ci riporta numeri, ci segnala che ci sono stati sbarchi nelle ultime 24 ore, sono arrivate centinaia e centinaia, anche migliaia di persone soccorse in mare, approdate anche in maniera direi diretta o comunque vicina alle coste di Lampedusa. Però dietro a ogni numero, a ogni cifra di questi sbarchi poi in realtà ci sono storie drammatiche, c'è la persecuzione, ci sono crisi umanitarie come dicevo prima, ma allora quanto è importante consentire a queste persone di trovare, prima le faceva riferimento ad un'accoglienza, un percorso per poter poi consentire non a tutti di restare in Italia certamente, ma c'è comunque un modo, c'è questo passaggio dalla nostra nazione e la maggior parte con ogni probabilità poi la lascia la nostra nazione. Guardi, noi quello che ci siamo dati come mandato è proprio quello di rendere l'accoglienza di queste persone dignitosa e per poter offrire loro tutto quello di cui hanno bisogno in una fase così delicata come quella dello sbarco e della breve permanenza qui. Quindi parlo di assistenza sanitaria, di cibo, di assistenza psicologica, di assistenza appunto per i minori stranieri non accompagnati e questo aiuta sicuramente queste persone nell'iniziare il loro percorso migratorio qui in Italia, che poi chiaramente dovrà continuare necessariamente in altre sedi. Sì, proprio questo voglio dire, da parte vostra c'è questo momento di accoglienza e poi, come ci ha anticipato lei, rispetto agli ultimi sbarchi c'è un'organizzazione che si occupa dei trasferimenti, si occupa di riportare sulla terraferma diciamo queste persone che vanno poi trasferiti con autorizzazioni che arrivano dalle prefetture. C'è tutta una macchina diciamo burocratica che permette questi trasferimenti che sono costanti perché non vengono fatti ogni mese, ogni 15 giorni, ma sono quasi quotidiani in alcuni momenti. Sono quotidiani, in alcuni casi anche 2 volte al giorno se c'è la disponibilità del traghetto di linea. Prevalentemente le persone vengono appunto trasferite con un traghetto oppure in alcuni casi vengono organizzati dei voli charter. Di conseguenza il tempo di permanenza all'interno dell'hotspot è piuttosto breve proprio perché nell'arco della giornata si riesce a garantire un trasferimento anche di 600 persone se il trasferimento viene effettuato sia la mattina che la sera. È praticamente una frontiera, vivete praticamente in costante emergenza e avete anche un punto di osservazione diverso rispetto a quello che possiamo avere noi così lontani, nonostante siamo in Sicilia, ma Lampedusa comunque rispetto a dove siamo noi è comunque tanto lontana. Quali sono in questo momento le indicazioni che arrivano dal mare? Avete diciamo delle segnalazioni
Abbiamo già parlato di quello che è successo, di quelli, diciamo, degli ultimi sbarchi delle 24 ore che ci sono messi alle spalle. Le vostre indicazioni che cosa vi dicono? Ci sono, diciamo, nuovi avvistamenti e ci sono nuove segnalazioni di allarme? Guardi, noi veniamo contattati nel momento in cui lo sbarco è già stato intercettato. Quindi in questo momento io non le so dire come potrà andare la giornata, considerando però le condizioni meteo particolarmente favorevoli, immaginiamo che possa essere una giornata analoga a quella di ieri. Prima di chiudere il collegamento le volevo chiedere in quanti operate proprio come Croce Rossa Italiana a Lampedusa per consentire all'hotspot di poter garantire questi servizi di accoglienza a tutti i migranti. Immagino, insomma, la vostra è un'attività complessa, un'attività fatta di grande sacrificio, di spirito di sacrificio per garantire questi servizi. Sì, guardi, in questo momento siamo circa 70 persone più la componente del volontariato, che è chiaramente sempre una componente fondamentale in tutte le attività di Croce Rossa Italiana. Grazie allora per questo collegamento da Lampedusa alla vice direttore dell'hotspot di Lampedusa, Cristina Palma. Grazie e buon lavoro per quello che fate quotidianamente in ogni momento del giorno per soccorrere e per garantire anche assistenza ai migranti. Una buona giornata ancora e buon lavoro, perché c'è veramente da faticare tantissimo lì a Lampedusa. Ci dobbiamo fermare, facciamo una breve sosta, fra poco torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, stavolta parliamo d'altro, restate comunque insieme a noi. Eccoci insieme a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto in studio a Turi Greco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie per essere con noi, direttore artistico dell'associazione culturale Capolavori. Stamattina siamo qui per celebrare, per ricordare, per celebrare il termine giusto, mi pare di poter dire. Il termine giusto. Nando Greco. Nando Greco, mio padre, attore di professione, poi incontra mia madre nel 59, nasco io e la sua vita cambia rotta perché rimane a Catania, lui abitava a Roma, rimane a Catania e dopo un anno circa decide di dare vita a un progetto. Però nonostante dico sia rimasto a Catania, nonostante il periodo in cui insomma siamo a metà degli anni 60. Sì, l'apertura del Teatro Web è nel 65. Esatto, però dico, nonostante Catania non perde questa voglia di innovare, questo desiderio di proporre delle forme d'arte anche particolari e diverse. La base di partenza è la curiosità. Mio padre è sempre stato una persona curiosa e quindi la curiosità poi lo spingeva ad andare a incontrare nuove forme di teatro, l'avanguardia, la sperimentazione, ma anche le forme tradizionali. Quindi i primi anni realizza un connubio tra tradizione e sperimentazione. Poi nel 72-73, quando apre la sede di Piazza San Placido 10, solo sperimentazione, e lì si fa strada il suo nome in tutta Italia, perché la gente dice, si riferiva, ma chi è questo signore che porta forse prima di Roma o di Milano delle compagnie di teatro d'avanguardia? Adesso ci arriviamo a questo, però la cosa che mi ha incuriosito tantissimo, cioè è riuscito in questa, diciamo, sua opera missione a portare in scena dei classici greci, ma anche di Shakespeare, traducendoli in siciliano anche. Questa è una cosa che mi ha in qualche modo... Questo è stato posto da poche occasioni. Sì, però voglio dire, è una... Insomma, se noi parliamo di Omero, se noi parliamo di Shakespeare, i classici rivisti, riportati anche con il nostro dialetto, certamente lì c'è una grande voglia di, non dico innovazione, ma di sperimentare proprio. Nell'esplorazione dell'arte teatrale, in funzione ai tempi, in funzione alla richiesta del pubblico, in funzione alla propria missione, si porta in scena ciò che è più giusto, no?
E in questo caso lui alternava queste sperimentazioni perché aveva una sezione di produzione e una sezione di ospitalità. E quindi, diciamo, però sono stati momenti brevi, non come dire... Diciamo, non sono stati, diciamo, il core business, fra virgolette? No. Lì c'è stata un'operazione che io, ripeto, ero piccolo, ero ragazzo e ho goduto direttamente perché ero in famiglia, ma come il pubblico catanese. Grandi ospiti che poi sono diventati famosi successivamente. Faccio alcuni nomi: Carmelo Bere, anche lo stesso Giorgio Gabber, la nuova compagnia di canto popolare, Manuela Kusterman, cioè persone che poi hanno trovato la loro strada in Italia. A proposito di questa celebrazione, di questo omaggio, sono stati dei giorni intensi, quelli dal 10 sino al 14, 14, sì. Con diversi momenti. Innanzitutto io volevo ringraziare le persone che mi hanno sostenuto in questo progetto, perché il progetto può essere bello quanto vuoi, ma se non ti sostiene qualcuno, prima di tutto Francesca Ferro e Tommaso Patania per quanto riguarda il Teatro Musco di Catania. Poi la Regione Siciliana, l'assessore alle attività turistiche e di spettacolo Elvira Amata ci ha concesso un patrocinio, poi l'Università di Catania attraverso la professoressa Monica Scattina, insomma persone che si sono come dire, sensibilizzate a questo progetto e ci hanno dato la possibilità di realizzare un programma di attività varie dal 10 al 14. Siamo partiti con uno spettacolo che si chiama Attori, Commedianti e Spettatori, perché mio padre, poco tempo prima di morire, all'80° compleanno, ci lesse una lettera a sorpresa. La fortuna è stata quella che noi abbiamo filmato questa lettera. Quindi tutto quello che era scritto era immortalato, e proprio fece questa citazione. Quindi questo spettacolo d'apertura con un parterre di attori catanesi incredibili, Sabrina Tellico, Turi Giordano col quale ho condiviso la regia, io in questo, Emanuele Puglia e tanti chiaramente altri, non si possono ricordare tutti. Tanti altri. Poi grazie alla professoressa Scattina abbiamo realizzato una giornata di studi ed è stato molto emozionante vedere un gruppo di studenti della magistrale del Dipartimento Scienze Umanistiche che lavorano su mio padre un progetto di drammaturgia, che poi hanno portato sul palco del Teatro Musco. Permettimi, quando mi sono arrivate queste fotografie di questi 38 studenti che studiano con la direzione della professoressa Scattina e parlavano di mio padre, è stato un momento molto emozionante, più forse di quello fatto sul palco. Noi stiamo vedendo delle immagini nel frattempo che scorrono e ci mostrano quello che insomma è stato fatto. Sì, è stato guarda, veramente è stato 4 giorni molto intensi. Volevo ringraziare anche l'onorevole Carlo Auteri che ci ha aiutato laddove serviva un aiuto sensibile e ripeto, questi 4 giorni intensi, emozionanti, perché come le immagini di questo spettacolo, vedere in scena la vita, raccontare la vita di mio padre è stata una cosa molto toccante. E poi abbiamo chiuso, ecco, lo vedo da qua, perfetto, grazie. Abbiamo chiuso con uno spettacolo che ha già debuttato, avete fatto un servizio ai tempi a gennaio, l'altro ieri con Alice Canzonieri che è stata ospite di questo programma. Allora, diciamo che questi appuntamenti in qualche modo hanno restituito alla città di Catania una istantanea di un intellettuale capace di reinventare, come dicevamo prima, la scena e di lasciare un'eredità importante alle generazioni future, non alle giovani generazioni. Nella presentazione dicevo che 10 anni fa io sono diventato nonno. Da quando sono diventato nonno, mio padre era ancora in vita, io ho deciso di omaggiare mio padre in questa prosecuzione, no? Di padre e figlio, che secondo me è molto importante, perché molto spesso, soprattutto gli innovatori, gli sperimentatori, si perdono
nella dinamicità del tempo ci si perde il ricordo e quindi ricordare, fermarsi, sono una persona coraggiosa, mecenate, proprio altruisticamente mecenate, che è stato mio padre, secondo me è un atto che si doveva fare e quindi ci ho lavorato un po', prima senza una direzione precisa, poi piano l'universo ti aiuta. Si aggiusta il tiro, no? L'universo ti aiuta ed ecco per esempio l'ultima cosa che sono riuscito a realizzare è grazie proprio, come dicevo poco fa, a Tommaso Patania e Francesca Ferro, la collaborazione del Teatro Musco, che sappiamo è il primo teatro di prosa a Catania. Allora, prima di salutarci, il nostro tempo è molto limitato. Questo è stato, diciamo, l'omaggio per i 100 anni dalla nascita, diciamo così. Ma che cosa c'è che sta, diciamo, che è in fermento, che potrebbe portare magari l'anno prossimo, fra qualche anno? C'è un progetto ulteriore, uno step ulteriore? Il progetto per un ricercatore teatrale come il mio è in continuo divenire. So certo che per esempio lo spettacolo Altro Ieri che abbiamo presentato dal 12 al 14 inizierà un viaggio in autunno, la prima tappa è dal 9 al 12 siamo a Milano a rappresentarlo, ma la ricerca teatrale è qualcosa che non ha mai fine. E quindi è un work in progress? È un work in progress, c'è un dialogo con la struttura catanese per realizzare un progetto, un programma. Ma come mio padre, io assomiglio forse molto a mio padre, noi siamo un po' lupi solitari, stiamo da parte, siamo un po' solitari e queste cose ce le costruiamo pian piano. Sappiamo di certo che siamo ricercatori nel campo dell'arte teatrale, quindi ogni giorno per noi è un nuovo giorno. Benissimo, grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi. A Turi Greco, l'omaggio a Nando Greco, al papà. Ci dobbiamo fermare qui, breve sosta, fra poco torniamo, andremo a Palermo con Marco Gullà che già vedo nei nostri monitor di servizio. Restate insieme a noi. Eccoci di nuovo insieme, c'è un aggiornamento dalle agenzie. I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato un 29enne per tentata rapina aggravata. Il giovane si è recato all'ufficio postale della frazione marinara di San Nicola all'Arena per lamentarsi del mancato funzionamento del banco posta. Dopo un colloquio con la direttrice è andato via, ma è tornato pochi minuti più tardi armato di un coltello, minacciando anche la donna e intimandole di consegnargli del denaro. La direttrice è riuscita a chiamare i carabinieri, 29enne come detto è stato arrestato. Adesso andiamo a Palermo, buongiorno a Marco Gullà, insieme a lui c'è Maurizio Artale che è il presidente del centro Padre Nostro. Buongiorno. Buongiorno a te Angelo, lo vedete anche alle nostre spalle il quadro con Don Pino Puglisi, il centro Padre Nostro che nasce a Brancaccio e che ovviamente insomma è stato fondato dal beato Puglisi. Qui c'è Maurizio Artale e oggi affronteremo un tema abbastanza attuale purtroppo. Ieri è arrivato un nuovo report da parte della Caritas e aumentano i poveri in Italia come aumentano anche i poveri in Sicilia. La Sicilia in questo momento è la seconda regione più povera d'Europa. La scorsa settimana però c'è stata un'importante conferenza stampa in cui è stata annunciata insomma la rivitalizzazione, diciamo così, della legge sulla povertà. Una legge che insomma permetterà ai centri come il centro Padre Nostro, quindi insomma tutti i centri del terzo settore di insomma poter partecipare a un bando. Ci sono 5 milioni di euro che verranno ovviamente divisi tra queste associazioni proprio per l'emergenza alimentare, perché qui si parla di povertà acuta, povertà proprio che non riesce nemmeno a procurarsi il cibo, Maurizio. Sì, purtroppo è un fenomeno che va crescendo sempre di più e allora c'è bisogno di una forma di assistenza proprio per i bisogni primari. Lo dobbiamo ringraziare questo governo, ma è stato sensibile quest'anno, ma anche 2 anni fa e 3 anni fa, di finanziare questa
questa norma, che darà la possibilità almeno di avere una sicurezza di un pranzo e una cena a queste persone che purtroppo non hanno la possibilità di poter neanche mangiare. Quindi sicuramente è un passo in avanti, però per darci più come dire, forza, il governatore ha promesso che a luglio inseriranno anche l'emergenza abitativa, cose che avevano finanziato già 2 anni fa, perché queste 3 azioni devono camminare insieme. Quindi uno è quello dell'emergenza alimentare, un altro è l'emergenza abitativa, l'altro invece è creare dei centri aggregativi dove i giovani e le persone possono recarsi per seguire un percorso di reinserimento. 5 milioni di euro che quindi verranno spartiti, tra virgolette, con queste associazioni, verranno garantiti verrà 1 milione di pasti caldi, insomma ovviamente in tutta la Sicilia, ma davvero il problema è così acuto? Insomma, o meglio, questa è una domanda un po' anche retorica, un po' ridondante dirlo, però è così, Maurizio. È un problema che anno dopo anno sta diventando sempre più estremo, soprattutto in determinati quartieri dove appunto ci troviamo, ad esempio quartiere di Brancaccio. Ma voi pensate che noi abbiamo un dormitorio che accoglie 24 persone? Fate il conto, 24 pranzi e 24 cene per 365 giorni. Ne stiamo aprendo un altro qui in via Zolino Azzon, nel cuore di Brancaccio, dove abbiamo ricevuto un bene confiscato alla mafia che stiamo ristrutturando e che quello fornirà altri 25 pasti al giorno sia pranzo che cena. Quindi è un problema acuto perché la gente ha anche un minimo di dignità, allora anche quell'intervento non lo puoi fare come si è fatto per esempio nel periodo del Covid con la gente che stava incolonnata davanti a tutto il quartiere. Quindi vanno fatti degli interventi e dei piccoli luoghi di distribuzione che in qualche modo riescano a rispettare anche la privacy di queste persone che si rivolgono al centro Padre Nostro, ma come gli altri. Quindi noi parteciperemo a questo bando, naturalmente se saremo selezionati, se avremo i requisiti e ci riconosceranno ancora una volta, ecco, che possiamo dare un contributo all'azione di questo governo, ma soprattutto per essere vicini ai poveri, noi saremo ben lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza con tutto il personale. Artale, Poi Marco, sicuramente non si parlerà di 1 milione di pasti, perché quello è un conteggio che hanno fatto. Approssimativo. Ecco, se ci fosse una stazione appaltante per tutta la Sicilia, e allora quel prezzo che avevano ipotizzato nel 5 euro a pranzo e cena, ecco, potrebbe essere realizzato. Ma siccome sarà un percorso che dovranno fare tantissimi enti per tutta la Sicilia, quindi purtroppo quei costi nessuno potrà avere un pranzo e una cena con 5 euro. Marco, sì, volevo semplicemente dire che ci sono i posti letto a cui faceva riferimento Artale e quindi le persone da accudire, ma ci sono altre persone che pur non diciamo cercando un rifugio, un tetto per la notte, poi si rivolgono al centro Padre Nostro per avere un sostegno, per avere un supporto alimentare, per poter diciamo andare avanti. Anche persone che lavorano, attenzione, persone che probabilmente non arrivano a fine mese. Ma voi considerate che noi assistiamo a 700 famiglie? E di queste 700 famiglie, prima erano 700 famiglie monoreddito, scusate, oggi sono famiglie monoreddito, quindi ci sono quelli che non hanno nessun reddito, ma ci sono anche famiglie che con uno stipendio solo arrivano a metà mese e quindi non hanno vergogna a venire al centro Padre Nostro. Quindi noi facciamo... Maurizio, scusami, erano le famiglie che 10 anni fa magari si potevano anche permettere una vacanza, una cena fuori, ma che invece adesso nemmeno possono permettersi le cure. No, oggi non ce la faranno completamente. E proprio a sostegno il centro sta per aprire un po' l'ambulatorio di prossimità, perché un altro fenomeno che sta succedendo e abbiamo rilevato con i nostri assistenti sociali è quello che non si curano più. E già purtroppo abbiamo avuto un brutto insegnamento 10 anni fa, quando una ragazza di Brancaccio a 17 anni è morta per un ascesso in bocca. Bastava un antibiotico, cioè 8 euro di antibiotico non ce l'ha, e purtroppo è morta. Allora io penso che il centro Padre Nostro si prende carico non soltanto del dare da mangiare, del vestiario, dei farmaci, ma fa un intervento su tutta la famiglia, quindi
per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per i familiari che purtroppo vivono una condizione di detenzione. Quindi noi abbiamo circa 25 detenuti in esecuzione penale esterna che lavorano all'interno del centro. Secondo me va fatta una riforma nel mondo del lavoro, perché ad oggi si è dimostrato che gli unici che danno lavoro e che stanno crescendo è il terzo settore. Però ci hanno messo delle mosse che non ci permettono di assumere personale se non a tempo indeterminato. Allora succede questo, che questa legge, che è lodevole, mi dà la possibilità di assumere persone solo per un anno. Se poi lo rifinanziano io dovrò prendere altre persone, io le stesse non li posso più prendere. Ecco perché si era chiesto al Presidente se questo intervento potesse diventare strutturale, e lui ha detto: il governo c'ha questa idea, però è il Parlamento che dovrà decidere. Allora io penso che, come diventa una spesa obbligatoria quella per la scuola, quella per i detenuti, per gli ospedali, deve diventare una spesa strutturata e strutturale il fatto di prendersi carico delle persone che non hanno né una casa e non possono mangiare. Marco, andiamo a chiudere, abbiamo un minuto. Sì, guarda, il centro Padre Nostro ormai possiamo dire che si è ormai radicalizzato nel quartiere. Certo, all'inizio non è stato facile il percorso, tanti raid vandalici, adesso Maurizio ne segnali meno, questo significa che qualcosa insomma sta cambiando velocemente. C'è un mix di intervento, c'è una sensibilità delle persone che va aumentando, purtroppo abbiamo aumentato anche il numero delle telecamere e devo dire che anche le forze dell'ordine, quando possono, fanno dei passaggi in più. Però se queste persone si sentono accompagnate in un percorso, nessuno va a fare l'atto intimidatorio al centro Padre Nostro. Però dalle 150 denunce diciamo che oggi possiamo dire che sta migliorando tantissimo la situazione. E speriamo che continui ancora a migliorare, che possiate essere un punto di riferimento per tutti, con la vostra assistenza, con il vostro intervento sul territorio, per aiutare tantissime famiglie che, ahimè, non riescono ad arrivare a fine mese, e chi non ha neanche un tetto. Grazie a Marco Gulà, grazie al suo ospite, a Maurizio Artale, che è il presidente del centro Padre Nostro. Una buona giornata, ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco e fra poco saremo di nuovo insieme a voi per andare a sentire Marco Amato e le previsioni astrali per la giornata di oggi. La giornata mondiale della lotta alla desertificazione è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e si celebra ogni 17 giugno. Il suo scopo è quello di far conoscere nuovi modi per prevenire la desertificazione, promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul degrado del suolo, l'approvvigionamento di cibo e acqua, la tutela delle biodiversità e la sicurezza delle popolazioni messe a rischio da questo fenomeno. Sapete che la transizione liquido-vapore può avvenire in modo discontinuo? Per transizione si intende il passaggio di un materiale da uno stato ad un altro. In questo caso l'esempio più lampante è la pentola piena d'acqua posizionata sui fornelli. Quando riscaldiamo l'acqua nella pentola, la temperatura resta fissata a 100 gradi finché tutta l'acqua non è evaporata. Quindi la trasformazione non avverrà in modo continuo, ma è come se restasse bloccata ad una certa temperatura. Questa energia, necessaria per trasformare l'acqua liquida in vapore, si chiama calore latente. È il momento di sapere cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi. Come sempre ci colleghiamo con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Cecilia. Allora, stamattina celebriamo uno dei più grandi, forse il più grande rocker d'Italia, il Blasco Nazionale. Vediamo un po' cosa ci racconti. Sono 2 giorni di concerto, il primo ieri sera, l'altro stasera, importanti, in una città caldissima, vulcanica direi. Vulcanica come la bella Catania, anche Napoli, nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona. Il nostro Vasco Nazionale inchiemerà i cuori con di cui oggi è il secondo, per cui
oggi lascerà un bellissimo ricordo a Napoli. Per la terza volta Vasco Rossi si esibisce in questa città. Vasco Rossi è del segno zodiacale dell'Acquario, è nato a Zocca l'8 febbraio ed è Vasco, con la sua enorme capacità di essere innovativo, grande rocker italiano, come dicevi giustamente tu Angelo, è stato anche insignito di una laurea honoris causa proprio per le tecniche filologiche che ha immesso e ha utilizzato proprio nelle sue canzoni, il che ne fa anche un grande comunicatore. Ebbene, la sua capacità comunicativa è tutta dettata da un fattore aereo, proprio perché l'Acquario è un segno d'aria, ha a che fare col futuro e con l'innovazione. E fin dagli albori della carriera di Vasco, questa idea innovativa e originale è sempre stata presente. Il luogo in cui si trova invece è dedicato a uno scorpione di Armando Maradona, e la sorprendente la mutua reciprocità del fatto che il pianeta dello Scorpione, Plutone, si trovi proprio in Acquario. Per Acquario e Scorpione è un periodo di grandissima creatività, sono rispettivamente i segni del fascino e del magnetismo, sono due segni più carismatici dello zodiaco in termini creativi e misteriosi. Ebbene, il connubio sarà assolutamente notevole. Proprio oggi, giornata un po' particolare per l'astrologia, perché Marte slitta di segno zodiacale, esce dal Leone, quindi smette questo Marte di ruggire un po' facile alle sollecitazioni, come la posizione nel segno di Sua Maestà il Re Leone vuole, e si immerge nelle aree, nella terra, anzi per meglio dire, della più pacata Vergine, per cui l'azione, la passione e la lotta sarà molto più intellettuale. È un periodo, insomma, in cui gli astri ci segnalano che tutto si placa, si calma e diventa ragione. Speriamo così. A parte questo, la Luna è in Pesci, per cui un'enorme capacità empatica. Oggi ci si occupa anche di temi che hanno a che fare col sociale, con l'empatia, col salvifico. Cosa significa tutto ciò? Ariete. Perdete l'apporto proprio di Marte, proprio perché non è più in un segno di fuoco, si perde il trigono, ma va in Vergine. Quindi, cari Ariete, da oggi in poi dovete essere un pochino più metodici. Toro, ottime notizie per voi, perché Marte diventa fattivo, pratico, è un Marte di trigono, diventa passione, e con Venere ancora nei vostri gradi, chi vi ferma più? Vi ci voleva, cari Toro, anche perché sta finendo il periodo di 7 anni che vi ha tenuti ostaggio di Urano e delle sue sollecitazioni. Quindi ribadisco che ancora per il Toro è iniziato un bellissimo periodo. Gemelli, per voi l'area zodiacale si fa un po' più complicata, proprio perché Marte si mette in quadratura dal segno della Vergine, quindi un po' di difficoltà pratiche, dovete occuparvi di cose che riguardano la famiglia e di cose che riguardano anche come struttura, c'è forse qualcosa da aggiustare. Cancro, per voi il cambio di Marte è vantaggiosissimo, tanto più che avete Sole e Giove nei vostri gradi. Anche voi state assurgendo ad un periodo notevole. Vi ricordo che però c'è ancora Saturno e Nettuno contro, quindi decidete in fretta sul pratico. Leone, perdete Marte e quindi vi calmate finalmente un po', tutto ritorna a essere un pochino più placido, non dovete per forza ringhiare, ruggire, aggredire, quindi adesso con meno ansia da prestazione dedicatevi ai vostri affari in maniera più pacata. Vergine, una bella sferzata di energia, perché Marte nei vostri gradi si calma un po' e diventa un po' più fattivo e vi restituisce la passione. Vi ricordo che Vergine è stato un segno zodiacale che ha un po' trascurato i sentimenti, ora li può riprendere in mano. Bilancia, quel Marte dietro di voi sembra segnalare qualche nemico nascosto, qualche difficoltà che avete sottovalutato, qualcosa a cui dovreste pensare un po' meglio. Scorpione, Marte torna amico finalmente, proprio è uno dei pianeti più importanti per voi, per cui nell'equipe e nella squadra potete ancora di nuovo dirigere in maniera lucida e pacata, senza ansie da prestazioni o insicurezze. Sagittario, Marte perde il trigono, quindi vi depotenzia un po', ma vi calma un po' l'esuberanza e l'entusiasmo, quindi forse un toccasana. Si mette in quadratura, quindi vi chiede se realmente volete procedere con alcuni progetti o no. Nessun dubbio, ma valutazione dei pro e dei contro, saggiamente, cari Sagittario. Capricorno, per voi è ottimo, perché Marte è il pianeta
pianeta che si salta da voi, per cui ricevete un'energia di trigono molto pratica e fattiva che vi aiuterà a costruire e a rendervi anche più professionali. Acquario, gioite cari Acquario perché Marte è uscito dal Leone, quindi finalmente non è più in opposizione, quindi tutto sarà più fluido e più fattibile, le magagne di prima sono solo un ricordo. Pesci, per voi inizia proprio l'opposizione di Marte, tra l'altro con una luna, per cui cari pesci, da ora in poi a cuore leggero, se dovete dire un no, ditelo pure, non soffrite nessuno, siete il segno dello spirito di sacrificio, siete sempre in carriera, quindi per un po' tirate le carte al petto. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Angelo, buongiorno Antenna Sicilia. Grazie allora Marco Amato, che ritroviamo domani per le previsioni astrali e come sempre facciamo a quest'ora, siamo al momento di chiudere anche con la lettura dei quotidiani, con i giornali e la parentesi sportiva, quella a quest'ora, piccola. Una pillola. Nella parte leggera va, esattamente. Perché sulla Gazzetta dello Sport oggi andiamo a trovare quello che succederà nella notte, cioè che le italiane che saranno impegnate al Mondiale per club incominceranno a giocare, sarà per prima l'Inter ad andare in campo, Inter Svoltiamo, con Lautaro che parla prima del debutto mondiale, Svoltiamo dopo chiaramente la pesante sconfitta nella finale di Champions. E poi ti do un'altra notizia perché c'è un momento di grande commozione per quanto riguarda il basket italiano, tutti con Polonara. Bologna vuole legaragli lo scudetto. Oggi intanto gara 3 a Brescia, ma l'azzurro del basket ha la leucemia ed era guarito da un tumore, un vero e proprio combattente. Speriamo che ce la faccia anche questa volta. In bocca al lupo davvero all'atleta della Virtus Bologna che sta combattendo una battaglia importantissima. Grazie Marco per essere stato con noi questa mattina. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, ci ritroviamo come sempre a domani. L'augurio a tutti voi di una buona giornata. Ora che mi sento bene, spengo la luce, spero di riuscire a dimostrare che così va bene. Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico. Mi sembra ieri. E ora che è successo fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso. Già sto sognando, ma adesso buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei, lei te dove sei? Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei, anche oggi che ti vorrei semplicemente. 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 La voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente non scordare, come libri della scuola fra le dita, la colazione ogni mattina da una vita. Semplice come incontrarsi, perdersi, poi ritrovarsi, amarsi, lasciarsi. Poteva andare meglio, può darsi, dormire senza voglia di alzarmi. E faccio quello che mi pare. Se ci penso ora, se ci penso adesso,